Buongiorno ragazzi, oggi è un lunedì particolare perché iniziamo il tempo dell'Avvento, il tempo che ci prepara al Natale, che è fatto di alcuni ingredienti molto particolari che ora ci verranno annunciati dai nostri amici. Speranza, la gioia e l'attesa. Ogni settimana cercheremo di capirne il significato, ma oggi mi permetto semplicemente di annunciarvi alcune iniziative che faremo durante queste settimane per essere più preparati ad accogliere Gesù che viene a visitarci nel suo Natale. La prima di queste iniziative è la corona di Avvento, che sarà sempre presente qui nell'ingresso della scuola per ricordarci appunto questo tempo particolare. Vedete, ce n'è una diversa dalle altre, è più colorata, è la candela della gioia e nella terza domenica di Avvento vi spiegheremo perché. Chi è gioia di voi? Tu sei la gioia, allora la terza domenica di Avvento è dedicata a te, va bene? Una seconda iniziativa che vogliamo lanciare riguarda una attenzione particolare che desideriamo avere nei confronti dei più piccoli. In modo particolare, le classi delle medie, come già avvenuto negli anni scorsi, sono invitate a portare dei pacchi di pannolini per i bambini più bisognosi. Sapete che stiamo attraversando un periodo molto particolare, di grande povertà per certe famiglie, e noi vogliamo essere vicino proprio alle famiglie che hanno bambini piccoli, proprio come Maria e Giuseppe che hanno accolto Gesù. Magari loro avessero avuto qualcuno che portava loro un pannolino, Mentre per i più grandi vogliamo lanciare un progetto particolarmente interessante. Con le classi quinte ho già avuto modo di parlare del QAM, Medici con l'Africa, questa realtà padovana della diocesi di Padova che aiuta in modo particolare i poveri dell'Africa e in modo speciale attraverso un progetto le mamme che stanno per dare alla luce un bambino. Attraverso il progetto prima le mamme e i bambini. Questa meravigliosa foto, che è di solito presente nella sala Ramin, ricorda proprio questo progetto. Guardate l'intensità di questi occhi di questo bambino, richiamano la solidarietà di tutti noi. E allora, nelle nostre classi, in questo tempo di Avvento, vogliamo raccogliere un piccolo contributo che poi destineremo al QAM come donazione del Barbarigo. È un impegno molto importante perché ci ricorda che quello che noi abbiamo dobbiamo condividerlo con gli altri. Allora, in questo modo ci prepareremo davvero al Natale e non sarà soltanto questione di luci, di alberi o di panettoni, ma diventerà davvero festa del cuore. Come Gesù ha voluto condividere tutto di se stesso con noi, anche noi vogliamo condividere una piccola parte di noi con chi è nel bisogno. E allora ci auguriamo un buon cammino di Avvento in compagnia di Speranza, gioia e attesa. e soprattutto con il desiderio di impegnarci insieme per vivere bene questo Natale. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.